Il giorno dopo a Zoppè di Cadore si tira un sospiro di sollievo. L'incendio del tetto del municipio è stato domato grazie all'intervento massiccio di volontari e vigili del fuoco, la cui opera ha contenuto i danni comunque ingenti. Oltre 250.000 euro ci vorranno per ripristinare la copertura, dice il sindaco Renzo Bortolot. Inagibile la sala consiliare situata nel sottotetto, mentre gli uffici al pian terreno riapriranno regolarmente lunedì. Problemi all'impianto elettrico al piano intermedio, dove c'è tra l'altro anche la biblioteca. In salvo i quadri custoditi nella sala consiliare dipinti da Fiorenzo Tomea e Masi Simonetti. Di quest'ultimo anche l'affresco su una porta in legno che dovrà essere restaurata. Ad originare le fiamme il malfunzionamento di una canna fumaria. Sul fronte degli incendi boschivi è l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin ad aggiornare la situazione del rogo divampato giovedì pomeriggio a Col Curie nel comune di San Pietro di Cadore, dove è ancora in corso l'opera di bonifica. Anche oggi i nostri volontari della protezione civile, approfitto per ringraziarli tutti, stanno intervenendo su quello, e sottolineo il fatto che gli incendi boschivi sono una competenza della regione, pochi magari lo sanno. L'incendio particolarmente complesso si è sviluppato in un bosco schiantato da vaia. Il fatto che ci siano delle piante schiantate rende più difficile spegnere l'incendio, perché l'elicottero quando passa sopra sgancia l'acqua non riesce a raggiungere bene il suolo. La regione ha definito un piano di intervento particolare per affrontare questo tipo di incendi con la consulenza di tecnici canadesi e americani. Teniamo presente che in alcuni casi le piante schiantate vengono lasciate lì appositamente per evitare che ci sia rischio valanghe, e quindi verranno tolte solo quando verranno contemporaneamente creati i paravalanghe.